Il comitato si è riunito perché ci riuniamo periodicamente, ma oggi anche è il 17 marzo, cioè la festa dell'Unità d'Italia. Noi non siamo contro questa festa, ci mancherebbe, anzi auguriamo agli italiani di festeggiare questo avvenimento nella maniera migliore, però per noi sardi non si può dire la stessa cosa, nel senso che intanto noi siamo cittadini italiani ma siamo di nazionalità sarda. E siccome la nostra lingua è una lingua riconosciuta dalla Costituzione e da diverse leggi, ma viene discriminata e oppressa, tant'è che rischiamo proprio che scompaia, allora abbiamo deciso di fare questa riunione proprio per manifestare la nostra protesta contro il trattamento dello Stato italiano verso la lingua sarda e anche nell'occasione per presentare una lettera che abbiamo scritto all'Alto Commissario ai diritti umani dell'ONU per denunciare lo Stato italiano come non adempiente a questi accordi internazionali. Cosa ha voluto ottenere con questa lettera? Vogliamo ottenere l'internazionalizzazione della questione, cioè oggi si parla di diritti umani dappertutto e la lingua sarda è una questione di diritti umani, cioè parlare la propria lingua ancestrale, la propria lingua materna, la propria lingua propria è un diritto umano che adesso viene conculcato, quindi noi chiediamo all'ONU di intervenire. Ma ai sardi interessa davvero parlare il sardo? Certamente che interessa, perché lo parlano ed è la nostra lingua e chiaramente a ogni popolo interessa parlare la propria lingua, non solo la propria lingua, cioè noi non è che ce l'abbiamo contro la lingua italiana, è la lingua dello Stato, la parliamo, ma perché questo Stato deve distruggere la nostra lingua? La nostra lingua ha un diritto sacrosanto anche sancito dalla Costituzione.